voglio sticcare il brindisi su un cozzo che scoglio. Oggi mezzo pacchero con pomodorini confit, stracciatella di bufala, i puparoncelli verdi, i puparoncelli ciumi, i friariello, come chiamate, ma sono troppo salvi. Siete pronti? Pigliate carta e penna e venite a pesare. I pomodorini confit sono pronti, aglio, olio, zucchero, sale e un po' di basilico. Li ho cotti nel forno e adesso facciamo una bella crema di pomodorini. Nel frattempo facciamo le cozze. Alle cozze aggiungete un po' di pepe. Guardate qua. Adesso fate questo servizio: togliete le cozze dal guscio, le mettete da parte così e vi filtrate l'acqua che ci servirà dopo per cuocere la pasta. Ecco i profumi mari. Olio e peperoncini verdi, li fate soffriggere giusto 10 minuti. Sì, ai peperoncini verdi fritti aggiungete un po' d'acqua e ci mettiamo la pasta direttamente dentro. Non molta acqua, perché man mano dobbiamo allungare quelle là delle cozze. Man mano che si è asciugata l'acqua aggiungete questa qua che avete filtrato prima delle cozze. Questo è il pepe, Vieni. Crema di pomodorini confit, rossi e gialli. Cozze e scoglie, guardate che bellissimo. E mo vieni qua, vieni. Stracciatella di bufala, te. Bella brangatella di cucina a sentimenti e una ratta di caciopavaglia, se vi piace, se non vi piace giù battite. Guardate che cremino, guarda. E si faccia dopo lui, questo paccariello che cozzo, che i pomodorini compi, scrivete nei commenti. Ragazzi, oggi vi ho fatto sedere, però o seduti e senza bere, ok? Quindi, buon appetito. Buon appetito. Andavo con i piatti tuoi.